La macchina del tempo è uno spettacolo ideato proprio per spiegare il cambiamento della vita, ok? Quindi dalla nascita della Terra, del mondo, fino ai giorni d'oggi, fino al Covid, fino a quello che alla fine ci sta succedendo adesso. Il messaggio che vogliamo dare alla gente che viene a vederci, alle persone che vengono a vederci, dai più piccoli ai più grandi, è quello che l'amore deve sempre trionfare. Noi ci perdiamo sempre in futili sciocchezze, ovvero ci arrabbiamo per poco, ok? Facciamo delle guerre sociali, delle guerre mondiali inutilmente, quando alla fine il messaggio chiaro e impattante è sempre quello di rispettarsi l'un l'altro e di volersi bene. L'amore... Matteo, ci saranno tantissimi ballerini e ballerine su questo palco. È uno dei primi eventi che insomma si stanno facendo dal vivo con il pubblico, quindi diciamo che il senso è anche riprendere un po' il contatto. Assolutamente sì, e non è stato semplice perché ovviamente durante gli allenamenti abbiamo scelto, uno perché anche se le direttive erano quelle di stare a distanza di sicurezza, togliere la mascherina eccetera, abbiamo scelto di tenere la mascherina in allenamento per questioni di sicurezza, quindi non è stato semplice neanche per i ragazzi sono circa 60, dai più piccoli, il bambino più piccolo penso abbia 3 anni, fino a 25-26 anni. Quindi diciamo che non è stato semplice unire tutti loro e farli fare uno spettacolo del genere. Diciamo che questo spettacolo non è stato semplice.